Continua a non piovere, la situazione nella Marca è sempre più critica, meno 90% di piogge nel mese di giugno, il monito di acquedotti e consorzi di bonifica: risparmiate acqua più che potete. Cerimonia per l'anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nel bilancio il boom delle truffe e dei super bonus edilizi. Non sono furbetti ma delinquenti, le parole del comandante provinciale. Lui è un finanziere davvero speciale. Escor, pastore tedesco di 6 anni, guarda sempre con attenzione ciò che gli capita attorno e non gli sfugge nulla in tema di stupefacenti. Arrestato e già processato un 22enne marocchino che nella notte ha rapinato un minorenne a Farra di Soligo. Preso a pugni per un telefonino, l'aggredito è finito al pronto soccorso. Era un simbolo della comunità, così il parroco di Santa Maria del Rovere ricorda suor Eligia, morta travolta dall'armadio in camera da letto, aiutava le ragazze con problemi di dipendenza. E continuano le polemiche sulla mancata copertura telefonica del Monte Grappa. Nonostante gli investimenti, i cellulari non funzionano, così per garantire la sicurezza si chiede aiuto ai radioamatori. Quando il rosa ti colora la vita, l'evento promosso dal comune di Giavera del Montello, 3 giorni per raccogliere fondi a favore della Lilt. La musica entra al Sant'Artemio con la nuova edizione del Parco di Notte. Per la prima volta la hall della provincia di Treviso diventa un teatro. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali sempre il tema della siccità, perché la situazione si aggrava di ora in ora e si susseguono gli appelli di consorzi di bonifica e di acquedotti. Ci sono poi i dati sullo sfondo record del mese di giugno. Ci racconta tutto il nostro Lucio Zanato. Il problema dell'acqua rimane grave, solo un dato: a giugno normalmente cadono circa 100 mm di pioggia, sinora sulle nostre zone sono caduti circa 12 mm di pioggia, quindi un deficit di quasi del 90%, ecco tutta la gravità. Un dato che non lascia dubbi: con questa carenza inevitabili le ripercussioni sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Dati ES confermano la diminuzione della pressione nelle tubature dell'acquedotto nelle ore notturne in via preventiva, sottolineando che le fonti dello Schiavedin comunque non hanno al momento diminuito la loro portata idrica, ma che sono costantemente monitorate. Stessa situazione nella parte est della Marca, con Piave Servizi che non parla al momento di razionamenti ma lancia un appello a tutti i cittadini. Utilizzare l'acqua per gli usi che facciamo in casa nostra, ma non per irrigare l'orto, non per bagnare il giardino, almeno fin tanto che questo grave momento di crisi idrica non cesserà. In tal senso si stanno moltiplicando le ordinanze dei sindaci con il divieto di uso di acqua potabile per piscine ed altri utilizzi che non siano alimentari o igienico-sanitario. Situazione altrettanto critica per i consorzi di bonifica, con il presidente Gerolimetto che raccomanda agli agricoltori di rispettare l'orario assegnato e di limitare l'irrigazione al fabbisogno, evitando gli sprechi. Per i cittadini l'appello di utilizzare l'acqua dei canali per orti piuttosto che per i giardini, limitando il tempo d'uso e la frequenza. Tutto questo mentre il mondo agricolo inizia già a fare i conti con le perdite di produzione. Io sto pensando in particolare ad alcune produzioni tipo quelle del mais, della soia, che in questo momento sono in epoca di sviluppo e maturazione. Non sto parlando ancora del mondo vitivinicolo, che nella nostra provincia è così importante, che sta però cominciando anche lui a entrare in una situazione di stress idrico, e laddove si può bagnare bene, ma poi dopo ci sono problemi per tutti. E i prossimi giorni non sono per nulla rassicuranti. Il tempo ancora stabile per sabato e per domenica, con cielo in prevalenza sereno, certo con questo caldo, poi nel pomeriggio avremo dei cumuli e più intensi come avevamo già detto sui rilievi. È un tempo stabile che purtroppo poi ci accompagnerà almeno per gran parte della prossima settimana, con temperature sempre più alte. Infatti prevediamo per questo fine settimana minimi intorno ai 20 gradi, massimi intorno ai 32-33 gradi, ma la prossima settimana le massime potranno arrivare a 33, 34, anche 35 gradi. Queste dunque le prospettive e voltiamo pagina, andiamo alla Sant'Artemio dove oggi c'è stata la cerimonia per l'anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nel bilancio il boom delle truffe relative ai super bonus edilizi, un giro pensate da 250 milioni di euro solo nella Marca trevigiana, con le parole nette pronunciate dal comandante provinciale: non sono furbetti ma delinquenti.
Sono le truffe sui super bonus edilizi ad aver impegnato maggiormente la Guardia di Finanza di Treviso. Un'illegalità diffusa sottolineata questa mattina dal comandante provinciale nel corso della cerimonia per i 248 anni dalla fondazione del Corpo. Pensiamo che solamente in provincia di Treviso abbiamo individuato crediti fittizi riguardanti questi bonus per oltre 250 milioni di euro. Un'illegalità che a livello nazionale supera i 5,6 miliardi di euro e tocca tutti per dei truffatori da non sottovalutare. 5,6 miliardi diviso 60 milioni di italiani sono 93 euro a testa. Questo significa che ciascuno di noi è stato colpito per 93 euro dalle frodi sui bonus edilizi. Per questo io sorrido quando qualcuno parla di furbetti dei bonus. Non possono essere chiamati furbetti, perché se qualcuno mi si avvicina, mi sottrae il portafoglio e sfila 93 euro dal mio portafoglio, non è un furbetto, è un ladro, è un delinquente. Marca dove sta crescendo anche il fenomeno del caporalato e del lavoro nero. Per quanto concerne il sommerso da lavoro, è proseguita l'azione di contrasto, individuando 308 lavoratori impiegati in nero in forma irregolare, tra i quali 25 vittime di caporalato, una piaga sociale che, sebbene più diffusa in altre aree del paese, si è estesa anche a queste terre, andando a colpire le fasce di manovalanza più vulnerabili. Numeri importanti anche per i redditi di cittadinanza di emergenza. I controlli sul reddito di cittadinanza e sul reddito di emergenza svolti in collaborazione con l'INPS hanno riguardato in maniera selettiva soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso sono stati scoperti illeciti per oltre 1,1 milioni di euro, sono state denunciate 128 persone e sanzionate amministrativamente altre 101. Tra i dati uno che rassicura, la mafia non ha ancora messo le mani sulle nostre aziende in difficoltà. Infiltrazioni mafiose al momento, stando alle evidenze investigative, fortunatamente non ce ne sono. Questo non significa che non occorra tenere la guardia alta. Perché, ricorda il comandante De Giacomo, la Guardia di Finanza ha un dovere verso i cittadini. Ripulire il tessuto economico da quei soggetti poco onesti che tendono ad infiltrarsi per approfittare delle eventuali pieghe del sistema. E nel corso della cerimonia sono state consegnate anche alcune benemerenze, tra queste una davvero speciale. Consentivano di denunciare all'autorità giudiziaria 72 responsabili, di cui 13 in stato di arresto, e di segnalare alle competenti prefetture 728 soggetti consumatori. Provincia di Treviso, 2018-2022. È un finanziere davvero speciale. Escor, pastore tedesco di 6 anni, guarda sempre con attenzione ciò che gli capita attorno e non gli sfugge nulla in tema di stupefacenti. Quando segnala o si mette seduto, oppure quando c'è tipo in un ambiente in cui c'è tanto passaggio, come un aeroporto, come una stazione, segue la persona e si siede davanti. Questo mi fa capire che è meglio controllare, c'è qualcosa di strano. Loro fanno coppia fissa per quello che si potrebbe definire un vero colpo di fulmine. Noi abbiamo il centro allevamento e addestramento a Castiglione del Lago, Perugia, e lì si addestrano, vengono scelti secondo alcune peculiarità, la disponibilità al gioco, il fatto di poter stare in mezzo alle persone, perché il nostro soprattutto lavora a contatto con le persone. Appunto ero andato al centro addestramento e vuoi il caso che c'era proprio una cucciolata, la sua cucciolata, e in quel momento che stava facendo la passeggiata con l'allevatore mi fermai, la carezzai eccetera, e poi l'allevatore si ricordò di questo quando andai a fare l'addestramento, ha detto guarda che quando era piccolo l'hai avuto in braccio, quindi questo è stato un episodio memorabile. E invece in servizio qualche situazione particolare? I servizi ce ne sono davvero tanti, anche situazioni molto particolari, perché comunque quando tratti di droga ti vai a confrontare con realtà sociali anche molto difficili. 800 le missioni di Escor, molte tra aeroporto di Treviso e quello di Venezia, e quando si parla di corrieri e spacciatori a volte senza scrupoli è davvero utile fare affidamento su questi finanzieri davvero speciali. Però avere un cane vicino a volte vuol dire avere una sicurezza in più. Certamente sì, soprattutto un collega molto fidato e quindi averne.
E ci sarebbero motivi economici dietro al gesto estremo compiuto ieri sera da un artigiano di 56 anni a Paese. La decisione sarebbe maturata a causa della situazione critica in cui si trovava l'attività specializzata nella lavorazione del metallo, situazione che già si protraeva da qualche anno. La salma è stata trasportata presso l'obitorio di Montebelluna. A svolgere gli accertamenti del caso sono stati i carabinieri della stazione di Paese. E vi raccontiamo adesso un dramma sfiorato questa mattina a Treviso. Una 26enne sotto gli effetti di sostanze stupefacenti è stata salvata da carabinieri e operatori del SUEM. È rientrata a casa nella notte sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I familiari preoccupati perché la giovane 26 anni era in stato confusionale. Hanno tentato di calmarla, di sostenerla, poi hanno cercato aiuto nei carabinieri. Una nottata difficile che sembrava essere superata. Invece la mattina seguente la 26enne ha manifestato l'intenzione di un gesto estremo. Quindi è scappata di casa. Immediatamente è stato allertato il 112. Sul posto sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri che hanno cercato la 26enne, rintracciata poco distante davanti al supermercato Aldi in Viale della Repubblica, in stato di alterazione. I militari dell'Arma si sono fermati, le hanno parlato. Con loro anche i sanitari del SUEM 118. Tutto davanti ai clienti del supermercato. Ho visto una signora dietro il ciglio della strada che era in difficoltà. E questo ho visto, insomma. Ma che cosa faceva questa signora? Era in piedi e parlava con gli operatori sanitari e con la polizia. Era, diciamo, in abbigliamento agitata? estivo. Sì, un po' agitata, sì. La giovane è stata poi fatta salire in ambulanza e trasportata all'ospedale. Un intervento immediato di carabinieri e sanitari che ha scongiurato che questo momento difficile della 26enne potesse trasformarsi in una tragedia. Rapina ieri sera ai danni di un minorenne a Farra di Soligo. L'aggressore, un 22enne marocchino, è stato arrestato e già processato. Quando i carabinieri lo hanno braccato alle 2 di notte, all'interno dello zaino aveva il cellulare rubato qualche ora prima, una prova evidente della rapina commessa ai danni di un ragazzino finito al pronto soccorso. Per lui, Mohamed Kasdi, 22enne marocchino con lavori saltuari, è così scattato l'arresto, seguito in mattinata dalla convalida. I fatti nella tarda serata di giovedì intorno alle 23:30 a Farra di Soligo. La vittima della rapina, un minorenne anch'egli marocchino, stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata alla fiera paesana, quando il 22enne gli avrebbe sottratto lo smartphone, un Samsung dal valore di circa 300 euro. Non avvicinarti, le parole pronunciate da Kasdi. Non sai chi sono, il telefonino adesso è mio. Il ragazzo gli avrebbe poi sferrato un pugno in pieno volto e poi, per farsi consegnare il PIN del codice di sblocco, lo avrebbe anche colpito al costato. Una violenza ingiustificata. Nessuna frattura ma tante contusioni, giudicate guaribili in 7 giorni una volta giunto al pronto soccorso. Immediata la denuncia. L'aggressore è stato riconosciuto da un paio di testimoni e quindi intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Cison di Valmarino, che lo hanno arrestato con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. L'udienza di convalida si è conclusa in tribunale a Treviso con un patteggiamento a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni, pena già sospesa. La tragedia di Santa Maria del Rovere, con la morte di una suora 87enne travolta dall'armadio che aveva in camera da letto. Siamo nella comunità di Villa Regina Mundi. Era una donna di grande fede, portava con sé la sofferenza delle ragazze che aiutava. Queste le parole del parroco di Santa Maria del Rovere. Questo fatto di cronaca è un fatto che fa emergere a tutti la bellezza di questa donna. Lei era la prima che veniva in chiesa tutte le domeniche. Io sono convinta che lei ogni domenica portasse il peso delle sofferenze dei ragazzi e lo presentasse al Signore. Era una donna piccola ma grande nel cuore e nella fede. È
È un ritratto preciso quello che Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rovere, al telefono con Suor Noemi, fa di Giulietta Cambus, conosciuta da tutti come Suor Eligia, la religiosa 87enne morta mercoledì sera schiacciata dall'armadio della sua camera da letto nella struttura di Villa Regina Mundi, comunità che accoglie le ragazze madri con problemi di dipendenze. L'incidente verso le 19, Suor Eligia non è riuscita nemmeno a gridare aiuto quando le ante dell'armadio l'hanno colpita all'improvviso, facendole sbattere la testa contro la sedia della stanza, una dinamica fatale a lanciare l'allarme alcune consorelle della congregazione Pie Suore della Redenzione. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che hanno constatato il decesso e gli uomini della questura con la procura che ha disposto l'autopsia per fare piena luce sull'incidente. In attesa dei funerali resta il ricordo di Don Adelino, ma soprattutto la consapevolezza della grande opera portata avanti da Villa Regina Mundi, di cui Suor Eligia era un simbolo. È una comunità che ci racconta di come oggi si possa essere dei buoni samaritani verso quei giovani a cui nessuno bada e che gridano il loro disagio per le strade. La comunità di queste suore è una comunità che accoglie, cura e che cerca di introdurre queste ragazze su vie di guarigione. Domani a Postiome i funerali dell'uomo travolto 2 settimane fa da un'auto, da un pirata della strada 92enne. Incidenti dalla frequenza davvero preoccupante, dice il comune che si stringe ai familiari della vittima. Ci stringiamo alla famiglia, basta veramente un attimo per spezzare una vita. Queste le parole dell'amministrazione comunale di Paese, comunità attonita per la morte dopo quasi 2 settimane di agonia di Mauro Dalla Zanna, il 57enne di Postioma travolto da un'auto pirata il 10 giugno scorso in via del Vesco a Breda di Piave. Troppe volte non è la sicurezza delle strade ma l'atteggiamento delle persone a fare la differenza. In queste settimane di inizio estate lo vediamo con una frequenza preoccupante. Il messaggio del sindaco. Dalla Zanna era in sella alla sua bici quando il mezzo lo ha speronato, facendolo volare sulla corsia opposta a 2 metri di distanza dal luogo dell'impatto. L'automobilista al volante, un 92enne, non si è però fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga con l'obiettivo di farla franca. Sulle sue tracce si è subito mosso il comando di polizia locale intercomunale Postumia Romana, che alcune ore dopo, grazie a uno specchietto rotto trovato sul posto, è riuscito a scovarlo. Dalla Zanna, urtato alle spalle, aveva riportato varie lesioni, tra cui un grave trauma cranico. Immediato il ricovero in ospedale. L'uomo, molto conosciuto nella zona di Paese, lascia la madre Irene, fratelli e sorelle. Il funerale si terrà domani 25 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale di Postioma. Con la sua morte si aggrava dal punto di vista legale e processuale la posizione del 92enne. Alle denunce per omissione di soccorso e fuga si sommerà ora anche l'omicidio stradale. Il fronte del Covid, continuano a crescere i contagi anche nella Marca. Fino a metà luglio i casi saranno in aumento, dice il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che poco fa, dopo una settimana di Covid, è risultato negativo, come ci racconta Francesca Bozza. 5.709 positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. L'ultimo bollettino della regione conferma il trend in crescita dei contagi che coinvolge tutte le ULSS, come confermato dai direttori generali nel consueto briefing giornaliero. Parametri in crescita anche nella Marca trevigiana. Noi abbiamo in casi in incidenza che è in salita, siamo a 525 su 100.000 casi positivi. Nella Marca di positivi abbiamo una media giornaliera di 826 positivi al giorno. Una media giornaliera. L'RCT è alto perché è 1,32, quindi questo ci fa pensare che ancora ci sia qualche ricovero ospedaliero in più. I pazienti che vengono in ospedale sono di 2 tipi: quelli che hanno fatto purtroppo la seconda dose e non la terza, quindi non hanno completato il ciclo e hanno pluripatologie, oppure l'over 80 con pluripatologie che non ha fatto la 4ª dose. Curva destinata a crescere nelle prossime settimane. Andremo su fino alla metà di luglio sicuramente, perché il trend è questo, poi il trend in tutta Europa
quindi è un trend che si mantiene anche per l'Italia. Dal direttore generale un appello ad usare la mascherina quando si incontrano soggetti fragili e in caso di assembramenti, anche se all'aperto. Nel momento in cui ci sono grandi assembramenti, che vuol dire vado a vedere una partita di calcio in uno stadio, anche se sono all'aperto, ma salto, grido, eccetera, mi tengo la mascherina almeno chirurgica. E vado ai concerti e faccio la stessa cosa, perché nel momento in cui canto, urlo, ballo, salto, le goccioline, se sono un positivo anche asintomatico, partono, vanno oltre i 2-3 metri e vado a contagiare. E anche Benazzi in questi ultimi giorni ha dovuto fare i conti con il virus. Sì, il Covid ha colpito anche me, sono in 6ª giornata, è stato un periodo anch'io rinchiuso dentro con tosse, mal di testa, cefalea, quindi dolori muscolari, e adesso sto meglio. Ho fatto il tampone stamattina io da solo e sono risultato negativo, ringraziando Dio. Adesso sono stato stamattina in microbiologia a Treviso, dottor Saviano, e mi sono fatto il molecolare. Arrivato nel tardo pomeriggio, l'esito del tampone molecolare ha confermato la negativizzazione del direttore Benazzi, pronto a tornare nel proprio ufficio. La cronaca sindacale, sciopero alla Lognet dopo l'ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi. 23 dipendenti della società che svolge i servizi logistici e di deposito nei magazzini di Adora di Cairano San Marco incroceranno le braccia lunedì 27 giugno. Lo sciopero è stato proclamato dalla Filt CISL e dalla Filt CGL territoriali. La decisione condivisa con tutti i lavoratori, inclusi quelli somministrati, che aderiranno allo sciopero, è stata presa dopo l'ennesimo ritardo nel pagamento dello stipendio. Andiamo adesso a Conegliano, dove sembra pace fatta tra amministrazione comunale e commercianti. Si terrà la Festa Longa 2022. Si è rischiato di non farla, però dopo un travaglio molto lungo si è giunto alla soluzione che Festa Longa ci sarà, perché abbiamo trovato la disponibilità dell'amministrazione. Ci siamo parlati, abbiamo fatto dei tavoli e la coperta tira da una parte, tira dall'altra, tira su, tira giù, alla fine abbiamo trovato la quadra. Siamo molto sul filo del rasoio, sì, è proprio borderline, credo che siamo arrivati proprio al tracollo, quindi sì, questa volta ci siamo arrivati proprio per un pelo, però insomma dai, ce l'abbiamo fatta anche questa volta, quindi come si suol dire, l'unione fa la forza. Alla fine di una settimana tesissima, commercianti e amministrazione comunale sembrano aver trovato l'accordo. Festa Longa 2022 si farà. L'ufficializzazione dell'evento ha spento le polemiche dei giorni scorsi con alcuni esercenti che si erano detti pronti ad abbassare le saracinesche in segno di protesta con il comune, accusato di non condividere le scelte con il mondo del commercio, dalla viabilità alla programmazione degli eventi. Da qui la convocazione in extremis di un tavolo tecnico che ha salvato l'evento. Noi siamo molto felici di riprenderci quelle notti fatte di luci, di calore, di musica, di tutta questa gente che viene in centro e rende la città proprio viva, calda. Per noi è molto importante perché segna anche un pochettino il tempo, è un po' come il Natale. Festa Longa si terrà l'1, l'8 e il 15 di luglio con negozi aperti alla sera e una serie di iniziative. Il comune dal canto suo metterà 5.000 euro a rendicontazione. Il programma sarà definito volta per volta con alcuni punti fermi. La parte dove siamo più felici è che di riportare anche la musica. Siamo stati fermi 2 anni, purtroppo non si poteva né cantare quasi, né ballare, né ascoltare la musica. La musica è fondamentale, specialmente per portare fuori le famiglie, i bambini e tutto. Andiamo adesso sul versante trevigiano del Monte Grappa, dove continuano le polemiche per la mancata copertura telefonica, una questione anche di sicurezza, e potrebbero entrare in azione i radioamatori. Non possiamo lasciarla scoperta, perché quello che è successo a noi può succedere a un normale camminatore della montagna. È visibilmente irritato il presidente del Confartigianato di Asolo e Montebelluna. Irritato ma anche sconfortato per la storia infinita di antenne e telefonia sul Grappa. Progetti, investimenti e cantieri per delle coperture ancora oggi inesistenti che, sottolinea Bosa, mettono in pericolo chi frequenta le cime e le zone limitrofe. Il ricordo va allo scorso anno, quando nel corso di una manifestazione una persona si è sentita male. Una persona che non era un concorrente, che seguiva però il cognato, un amico della gara, ha avuto un problema cardiaco ed si è accasciato al suolo e non si è più ripreso. E noi abbiamo avuto grosse difficoltà proprio per le comunicazioni a dialogare tra il nostro atterraggio,
l'atterraggio, l'arrivo, in decollo avevamo l'ambulanza di servizio, ma loro non capivano cosa stava succedendo. E quindi è arrivata prima l'ambulanza del 118 che la nostra ambulanza che avevamo di servizio. Al punto che quest'anno la copertura viene garantita dai radioamatori e non solo per l'evento in ricordo della persona deceduta. Facciamo un investimento importante in sicurezza e per far questo abbiamo contattato l'Associazione Radioamatori Italiani, l'ARI, che verranno con noi, con 10 persone, e faranno i ponti radio per coprire i buchi che ci sono nel territorio per evitare che ci siano problemi. La stessa cosa stanno facendo altri lo stesso giorno, che sono i ragazzi che organizzano la Montegrappa Bike Day, faranno una gara di gravel e anche loro avranno l'ARI con 10 persone. Antenne che non funzionano, strade chiuse in attesa di lavori infiniti. Per il presidente di Confartigianato Asolo e Montebelluna sono situazioni non più ammissibili e per le quali sia Paolo Mares, presidente dell'intesa programmatica d'area, che Annalisa Rampin dell'ex Comunità Montana devono rispondere ai cittadini. Tutto questo proprio perché manca qualsiasi collegamento, ci sono stati investimenti importanti sulla telefonia del Grappa, le antenne nel bene o nel male sono state posizionate, ma quelle antenne non sono ancora capaci di ricevere o di comunicare. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Giavera del Montello e parlarvi di un'iniziativa, di 3 giorni a favore della Lilt. La storia di una donna per abbracciare quelle di altre che come lei hanno vissuto o stanno percorrendo il difficile cammino della malattia. A raccontarcela è Francesca Varaschin, assessore alle politiche familiari di Giavera del Montello. Io sono appunto una donna in rosa perché ho vissuto l'esperienza del carcinoma mammario con conseguente mastectomia e ricostruzione, quindi ho avuto un percorso lungo quasi 3 anni che però è andato bene. Mi sento una donna fortunata perché comunque grazie alla prevenzione che ho fatto il decorso della malattia si è risolto veramente in modo relativamente semplice. Un periodo drammatico fatto di battaglie, di speranze, di angosce e di paure. Oggi Francesca ha deciso di aiutare chi questa battaglia la sta ancora combattendo. 3 giorni di festa che ha l'obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione. Sono 3 giorni di festa, quindi avremo uno spettacolo teatrale, il concerto dei Los Massadores il sabato 2 e il 3 invece una camminata preserale con poi una conclusione in compagnia con lo spiedo che verrà offerto dai nostri alpini. I dati parlano chiaro. La provincia di Treviso, degli ultimi dati che abbiamo, ci sono nuovi casi, circa 800 nuovi casi all'anno, che vanno a sommarsi a tutti quelli diagnosticati in precedenza, quindi un numero molto importante. Nel Veneto sono quasi 5.000 nuovi casi di tumore diagnosticati, tumore al seno diagnosticati all'anno. Ecco, è fondamentale la prevenzione. Il presidente nazionale, professor Schitulli, che è un chirurgo oncologo, dichiara che se la diagnosi è precoce e tempestiva, a 5 anni dalla diagnosi c'è una guarigione del 90%, quindi molto importante come dato. Ad invitare tutti a questo appuntamento, loro, i Los Massadores. Ragazze e tette va protette. Sì, questa quindi è una campagna protette. Sì. Giusto? Yeah. Campagna protette, perché il 2 di luglio noi saremo a Giavera in un evento che si chiama, o che avevo ancora dentro il PC là, ma non sta preoccupare, il 2 luglio sabato Giavera del Montello, perché noi abbiamo tette che teniamo veramente tanto. Tra l'altro non mi piace il toso con tante tette, perché come hai detto? No, sai? No, mi basta ma così. Ma la musica entra anche al Sant'Artemio con la nuova edizione del Parco di Note. Per la prima volta la hall della provincia di Treviso diventa un teatro. Ho un sogno nel cassetto che è l'opera. Cosa porterebbe qui? Bisogna sempre cominciare con qualcosa che abbia come tempi e come dimensioni una resa possibile. Cavalleria rusticana, per esempio, mi piacerebbe tantissimo.
Galeotta fu una sera quando durante l'ultima edizione di Un parco di notte arrivò la pioggia che sorprese pubblico e musicisti costringendoli a trovare riparo. E così la quarta edizione dell'evento organizzato dalla provincia di Treviso insieme a Musin Cantus, previsto per il 3 di luglio, debutta nel foyer del Sant'Artemio. Una novità assoluta, un esperimento che potrebbe consegnare alla città di Treviso un nuovo spazio da 480 posti per la cultura. Quindi un contesto quasi teatrale, un modo di sperimentare una nuova forma di spettacolo dal vivo, in particolare della lirica, in un luogo che è la casa dei trevigiani. Che cosa ascolteranno i trevigiani? I trevigiani ascolteranno una selezione delle principali arie d'opera tratte dal repertorio di Puccini, Verdi. Un concerto che riprende il filo della Tosca, che andò in scena nell'autunno del 2020 e che riporta gli stessi interpreti ancora a Treviso: Fabio Sartori, tenore, Chiara Isotton, soprano, e il baritono Alex Martini, presente in conferenza stampa. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno in primo piano c'è il bilancio della Guardia di Finanza, oggi le celebrazioni del corpo presso l'Archivio di Stato. 248 anni di storia, una ricorrenza che per la Guardia di Finanza è stata occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle bellunesi sul territorio. Siamo un corpo di polizia in continua evoluzione, che siamo partiti da lontano, che siamo arrivati ai giorni nostri, siamo riusciti ad adeguarci all'ambiente esterno, abbiamo adeguato i nostri strumenti, abbiamo adeguato le nostre risorse e siamo pronti per le sfide che ci aspettano, perché come ho detto anch'io prima bisogna essere orgogliosi del nostro passato, ma dobbiamo guardare al futuro e la Guardia di Finanza è pronta a guardare al futuro. Tra i dati principali ricordiamo come nel contrasto all'evasione si siano eseguiti 211 interventi ispettivi e 64 indagini delegate dalla magistratura, con l'individuazione di 8 evasori totali e la denuncia all'autorità giudiziaria di 6 persone per reati fiscali, con il sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore complessivo di 150.000 euro. Scoperti poi 9 casi di evasione fiscale internazionale e individuati 39 lavoratori in nero o irregolari con la responsabilità di 3 datori di lavoro. 119 controlli effettuati in materia di erogazione di prestazioni sociali agevolate che hanno permesso il recupero di importi indebitamente percepiti per 56.000 euro, mentre i controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l'INPS, hanno fatto scoprire illeciti per oltre 223.000 euro, con la denuncia di 34 persone. Inoltre sono stati accertati danni erariali per 876.000 euro, che hanno portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente di 10 soggetti. Questi alcuni dei numeri, ma poi c'è il sentimento per chi ha operato salvando una vita. L'intervento che hanno fatto i militari della stazione SAGF di Cortina dice proprio questo. Tra l'altro ragazzi giovani, quindi non ragazzi con tanta esperienza, che però quando hanno visto questo cittadino inerme che era sceso dalla seggiovia in preda a un infarto non ci hanno pensato un secondo, sono intervenuti, hanno utilizzato anche il defibrillatore, quindi anche la sapienza dell'utilizzo di strumenti hanno consentito veramente di salvare una vita umana. Parliamo adesso di opere pubbliche. Da lunedì riprendono i lavori a Lambioi del Ponte Bailey. A fare il punto della situazione al nuovo sindaco De Pellegrin. Ancora una chiusura, pur se temporanea e parziale, per il Ponte Bailey, sul quale da lunedì si lavorerà per completare la manutenzione avviata tra novembre e dicembre dello scorso anno. I lavori permetteranno all'infrastruttura che collega le sponde del Piave a Lambioi di rimanere aperta e in sicurezza fino alla fine del 2024. Ricordiamo che il Bailey sul Piave vi fu posizionato ormai quasi 15 anni fa ed è diventato fondamentale per il traffico cittadino, tanto che le stime parlano di almeno 20.000 passaggi al giorno. Sappiamo che il Ponte Bailey è una viabilità molto importante per tutta la viabilità cittadina e soprattutto quello che arriva dalla sinistra Piave. Questo era un intervento già programmato perché va a finire i lavori che erano stati fatti prima di Natale, quindi è un intervento solo di 15 giorni che chiuderà solo una corsia e quindi col comandante dei vigili stiamo cercando di orientare
tutta la viabilità per dare sicuramente meno problematiche alla viabilità di tutti i cittadini. Il ponte sarà percorribile solo in una direzione di marcia in uscita dalla città a senso unico, da Lambioi verso via Montegrappa. Per entrare in città da Limana, la via più rapida sarà la galleria di Colcavalier. Nelle giornate festive e negli orari in cui i lavori sui ponti verranno interrotti, potrebbe essere ripristinato il doppio senso di circolazione. Per consentire i lavori verrà chiusa anche via Alzaia, dove sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. Prestigioso riconoscimento per il Lago del Mis, premiato da Legambiente Touring come migliore località italiana per purezza delle acque, servizi per i turisti e qualità ambientale. Ed è proprio secondo questi criteri che il Lago del Mis, ai piedi delle vette patrimonio dell'umanità, si pone in cima alla sezione Laghi della Guida Blu 2022, diventando così uno dei luoghi più affascinanti dove vivere una esperienza di turismo slow. Vi ricordo in ultima battuta il rush finale verso i ballottaggi. Si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre e Thiene, e Antenna 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring a partire dalle 21:15, una vera e propria maratona da non perdere con collegamenti in diretta, ospiti in studio per commentare il verdetto delle urne. Vi ricordo quindi l'appuntamento con speciale Ring domenica sera a partire dalle 21:15, ovviamente come sempre qui su Antenna 3. Non ho particolari poi aggiornamenti dell'ultima ora da Belluno e Treviso, e quindi tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, c'è il meteo, buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. L'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'Italia, caldo intenso, protagonista anche in questo weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 25 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato, il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso. Nel pomeriggio poi sarà possibile qualche locale piovasco sulle zone montane, probabilità bassa invece di occasionali fenomeni su quelle pedemontane. Clima afoso e temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo, cielo poco nuvoloso, più sereno sulla costa. Locale variabilità invece in montagna, dove saranno possibili rovesci temporaleschi a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime sui 28-30 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui le condizioni saranno stabili con un ampio soleggiamento su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime intorno ai 29. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.